grande temperamento, ma io alleno un gruppo di giocatori che ce lo siamo anche scelto con queste caratteristiche qua, che da questo punto di vista qui è formidabile. Siamo una squadra che ha grandissimo temperamento. La partita non si era messa in un binario favorevole per noi, perché abbiamo affrontato una squadra, a mio avviso, forte, la più forte forse del campionato. Poi non è di sicuro un pareggio nella prima giornata che può far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. Credo che la Sampdoria farà un campionato di primo ordine dalla prima all'ultima giornata di campionato. Noi di contro siamo contenti di aver fatto una prestazione buona sotto molti aspetti in casa di una squadra come la Sampdoria. Secondo te, dopo aver visto la partita di oggi, il Padova può essere considerato a livello della Sampdoria o forse deve crescere ancora un pochino? No, noi dobbiamo crescere senza ombra di dubbio, al di là della Sampdoria oppure no. Non dobbiamo fare corsa su nessuno e contro nessuno, dobbiamo soltanto trovare migliore intesa possibile nel minor tempo possibile, perché noi oggi abbiamo schierato 8 giocatori su 11 nuovi rispetto alla scorsa stagione, e questo è un fatto che ci può far rallentare un po' il percorso, però se in un frangente di difficoltà come oggi questa è stata la reazione, non possiamo che avere buone speranze. Sul primo gol della Sampdoria i suoi giocatori hanno protestato, secondo lei c'era fallo? Ero troppo distante per dare un giudizio, l'arbitro era a pochi passi, se non l'ha dato probabilmente ha pensato che non fosse opportuno. Ci può stare, insomma, è stata una partita dove in alcuni tratti forse la Sampdoria ha cadenzato maggiormente, però siamo stati bravi a resistere quando siamo stati in difficoltà e a cercare di controbattere quando ne abbiamo avuto la possibilità. Ripeto, non essendo al top della condizione fisica, siamo stati contenti del risultato. La scelta di Bovo a centrocampo invece che Usugi, da cosa è stata dettata? Ma io ho ritenuto che la dinamicità nel fare la mezzala di Bovo in questa partita ci potesse essere utile, visto le caratteristiche dei loro due mediani, che sono un po' più compassati ma molto bravi nella gestione della palla. Però ho a disposizione alternative ottime in tutti i ruoli, quindi qualsiasi scelta io pensi di fare è una scelta su cui dormo su due guanciali. Hai pensato che mi stai mettendo tra me un po' prima? Sì, ho pensato di mettere tra me un po' prima, però Lazarevic oggi stava bene, aveva gamba, e prima di togliere un giocatore come Cutolo ci penso sempre 4-5 volte, perché è un giocatore che ha colpi, soprattutto nel campionato di Serie B, anche se oggi non abbiamo incontrato una squadra di Serie B, può essere determinante, quindi ho temporeggiato solo per questo motivo qua. Forse nell'ultimo quarto d'ora ci siamo scollati un pochettino con i tre davanti e il resto della squadra, ma penso sia un fatto più dovuto a condizione non ancora ottimale, che deve non essere ottimale ad agosto ancora, quindi abbiamo tempo per rimediare.